Alle pendici dei Colli Euganei si erregge un'antica dimora dove il tempo sembra essersi fermato. Ci troviamo a Villa Ottavia, una villa quattrocentesca eretta dai monaci benedettini, dove pace e silenzio sembrano ancora regnare al suo interno. Villa Ottavia è una storica dimora quattrocentesca situata a Rovolon, in provincia di Padova, nel cuore dei Colli Euganei, un luogo di grande valore storico e artistico, che prende il nome dall'ultima proprietaria, Ottavia Melandri Contessi. La villa sorge lungo la strada che collega Rovolon a Bastia, in posizione dominante su un poggio conosciuto come la Costa. Da qui lo sguardo si apre su una splendida vista della pianura sottostante, un panorama che da secoli accompagna la vita di chi ha abitato questi luoghi. Il territorio di Rovolon è abitato fin dall'età pre-romana e custodisce una storia lunga e complessa, segnata da continui cambiamenti. Nel corso dei secoli si susseguirono diversi domini, dai Veneti antichi ai Romani, fino ai Longobardi. Nel Medioevo l'area assunse un ruolo strategico con la costruzione del Castello delle Rocche, noto anche come Castello di San Giorgio. Questa fortificazione fu al centro di aspre contese tra famiglie nobili e signorie venete, subendo assalti e incendi, tra cui quelli degli Scaligeri e di Ezzelino III da Romano, prima di essere progressivamente abbandonata a favore di strutture difensive più moderne. Nel 1441 la villa fu acquistata dai monaci dell'abbazia di Santa Giustina di Padova, che la trasformarono nella residenza di un monaco rettore e nella sede amministrativa della loro corte, chiamata Corte di Vegrolongo. Oltre a queste funzioni, la dimora serviva anche come ospizio per i monaci anziani e come luogo di villeggiatura. Durante le sue visite pastorali, il vescovo Gregorio Barbarigo soggiornò qui, forse soffermandosi ad ammirare il paesaggio dal loggiato affacciato sul lato ovest della villa. I monasteri benedettini furono, nel corso del Medioevo, autentici custodi della cultura, centri di spiritualità, istruzione e conservazione del sapere classico. In Italia ebbero un ruolo fondamentale nel mantenere vivo il patrimonio intellettuale e artistico. In territori rurali come i Colli Euganei, i monaci si dedicarono anche alla gestione e alla valorizzazione delle terre, bonificando i campi e coltivando vigneti, orti ed erbe medicinali, anticipando quella tradizione botanica che porterà, secoli dopo, alla nascita dell'orto botanico. Oggi Villa Ottavia appartiene ai fratelli Angela e Fabio Negro, originari di Roma, che fino al 2004 trascorsero qui le estati con figli e nipoti. Nel 2022 ha preso avvio una prima fase di restauro della villa e degli annessi rustici, con l'obiettivo di restituire questo luogo alla collettività. Ma ora sarà la voce della proprietaria, Angela Negro, a raccontarci la storia di Villa Ottavia. Allora, oggi parliamo di Villa Ottavia, che deve questo nome alla mia trisnonna, Ottavia Melandri, sposata a Marzolo. E voi potete vederla, eccola qui, vecchia signora, circondata dai suoi figli, 4 figli, Gilmo, Paolo, Lucrezia e Antonio. 4 figli che ebbero ognuno la loro famiglia, per cui questa nonna, rimasta vedova del mio trisnonno, professore di chirurgia all'Università di Padova, nel 1880, nell'85 decise di crearsi un rifugio in campagna dove ospitare le famiglie dei suoi 4 figli, e per questo motivo comprò questo fabbricato di Rovolon, che venne chiamato appunto Villa Ottavia in suo onore, e si deve a restaurarlo. In precedenza
come forse già sapete, l'edificio era stato costruito dai frati benedettini di Santa Giustina a Padova, che ne avevano fatto il loro centro aziendale, perché i benedettini legano sempre come posso dire, la cultura del terreno alle pratiche religiose, e molto spesso si sono occupati di bonifiche, fra cui bonifiche nella zona bassa del Padovano. Tutti i prodotti che loro raccoglievano venivano radunati nella corte di Gravelongo, che è vicino a Bastia, che esiste tuttora, e invece il centro amministrativo dove i frati vivevano, tenevano i conti, ricevevano i mezzadri, era proprio qui, in questo palazzo. Dopo il periodo napoleonico le proprietà ecclesiastiche vennero sequestrate e in questa casa abitarono in prevalenza dei contadini. Quando nel 1885 Ottavia Marzolo la comprò per riunirvi la sua famiglia, era ancora divisa fra le varie famiglie di contadini. Dopo Ottavia si susseguono gli eredi, la primogenita Lucrezia, appunto questa signora, che pare che fosse bellissima, madre di mio nonno Achille De Fabi, chirurgo anch'esso, poi mia madre Lucilla De Fabi, e poi io e mio fratello. Siamo su una Villa Ottavia, e siamo i primi a metterci piede là dentro. C'è qualcuno che vuole intanto interagire con noi con gli strumenti che abbiamo qua a disposizione? C'è una pila vicino al pianoforte. Credo che ci sia solo la contessa Ottavia qua, dopo secoli di storia. Noi proviamo a fare la metafonia usando il sistema delle radio Monte Vogliamo usare questo rumore bianco? C'è qualcuno che vuole comunicare attraverso la radio? Se c'è qualcuno che vuole o può comunicare con noi, ti puoi avvicinare, hai molti modi, molti strumenti per comunicare. Grazie. Dici che avete la possibilità di interagire anche tramite la radio. Sappiamo che è una cosa strana perché la villa è sempre rimasta chiusa, è solo nell'ultimo periodo che è aperta alla gente, ai visitatori. Sarete anche un po' magari arrabbiati. Io comunque mi chiamo Andrea. Puoi dirci il tuo nome o potete dirci il vostro nome?
saranno quelle, ma che c'è una voce sicuramente differente. Puoi ripetere, avevo sentito la voce di un uomo per radio. Vogliamo dire una preghiera, visto che qua la maggior parte erano monaci. Volete suonarci qualcosa per noi? Il piano? C'è qualcuno in questa casa che può comunicare con noi? Riesci ad avvicinarti a noi? Spegno la candela. O no? No, lascia. Lascia. Si muove da solo. Riesci ad avvicinarti a noi? A uno degli strumenti che abbiamo messo sul tavolo? Puoi provare a camminare vicino a noi o sul pavimento di legno? Non vogliamo darti nessun fastidio, vogliamo solo provare a comunicare con te. Non vogliamo darti nessun fastidio, vogliamo solo provare a comunicare con te. Puoi avvicinarti, puoi provare a dire il tuo nome, puoi provare a fare un colpo, un rumore. C'è qualcuno qua con noi che vuole interagire con noi? Sopra il pianoforte ho messo una pallina. Riesci a toccarla? Se vi stiamo dando fastidio, fatecelo capire. K2 è dato un po'. Sì, per un peggio. Puoi provare ad avvicinarti di più alla lucina verde sopra il pianoforte? Riproviamo questo esperimento di metafonia. Siamo all'interno della stanza con il camino. C'è qualcuno che vuole interagire con noi tramite la radio? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Che
può comunicare con noi. Riesci ad avvicinarti a questo tavolo? Riesci a toccare quello strumento con la luce verde? Rosso. Ok, vediamo, cerchiamo di capire se sei stato tu. Puoi provare a rifarlo? Puoi provare a riaccendere tutte le luci di quello strumento? Devi solo avvicinarti e toccarlo, altrimenti puoi provare a fare un rumore, a dare un colpo, o prova a sederti sulla sedia vuota. Finita la musica. Riesci a camminare qui fuori il corridoio? Oppure sopra di noi? Sei uomo? Faccelo capire, fa qualcosa, illumina. Allora sei una donna e sei qua dentro. Sei la signora del pozzo? Siete voi, contessa Ottavia? È tuo? E allora c'è qualcosa... No? Sì, guarda su verde. Comunque il K2 laggiù. K2 in fondo. Anche il Perché geofono. ma Geofono. perché sta- È lei, contessa Ottavia, qui con noi? Quindi partire da poi provare a tagliare, così vediamo. K2. Sì, ma mi interessa solo il K2. Sei un uomo? Prima hai toccato il tavolo. Lo puoi rifare? Comunque c'è la tua voce. Sì. O sei una donna? Siete più
qualcuno? Riuscite a sedervi sul tavolo di fronte a noi? Prova a toccare uno degli strumenti. Prima qualcuno ha toccato una pallina, lo può rifare? Siamo alla chiesetta della villa. Stiamo riprovando a fare questa metafonia. Magari qua c'è qualche monaco, benedettino, che vuole intonare qualche canto. Se c'è qualcuno che può comunicare con noi, si può avvicinare. Puoi comunicare con noi in diversi modi. Ti puoi avvicinare alla lucina verde sopra la sedia, puoi toccare le palline che trovi per terra o sul tavolo, oppure puoi parlare alla radio. Se ti avvicini alla lucina verde, prova a toccarla. Sei un monaco? L'indagine in villa è terminata, ora non resta che analizzare tutti i contenuti audio e video. Di seguito vi riportiamo le anomalie che abbiamo riscontrato. Buona visione.
Quello che avete visto e sentito è tutto ciò che noi e la nostra attrezzatura abbiamo rilevato nel corso della serata. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi diamo appuntamento alla prossima indagine.